Aggiornamenti dallo CGIL del Veneto. Questa volta il tema è molto interessante, molto importante, strategico direi. Perché? Perché parliamo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che si va anche a coniugare per quel che riguarda le necessità e i bisogni del mondo degli anziani, le cure soprattutto, le attività di cura, supporto e assistenza. Non è cosa di poco conto. Per capire di che cosa si tratta, come si articola, cosa si prospetta o si dovrebbe prospettare, speriamo nel breve periodo, abbiamo i nostri esperti. Fulvio Dal Zio, ben ritornato dalla segreteria regionale dello CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie e buongiorno a tutti i telespettatrici e telespettatori. Ben ritornata anche Assunta Motta, responsabile del Dipartimento Welfare della CGIL del Veneto, grazie anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, incominciamo con lei segretario, questo benedetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è strategico decisamente, ci sarà qualcosa anche per il mondo degli anziani e soprattutto in che termini? Vediamo subito la prima slide, intanto che è un po' la copertina. Sì, è un piano, come l'acronimo appunto Piano di ripresa, Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, ed è un piano che nasce a seguito della decisione delle istituzioni europee che a fronte della crisi pandemica che ha prodotto nuove disuguaglianze, ha accresciuto quelle che già c'erano, in particolare quelle sociali, quelle di genere, quelle delle generazioni, quelle territoriali, che ha fatto crollare il prodotto interno lordo in tutta l'area europea. Per l'Italia è stato ancora più pesante, parliamo del 7,8% nel 2020, e mentre gli altri paesi, penso alla Germania, c'è stato un crollo del 5,6%, della Francia del 9,4% e della Spagna del 12,4%. In Italia è stato del 10%, la media è del 7,8%. Le strutture, le istituzioni europee finalmente hanno deciso di cambiare le sue politiche, quindi siamo passati da un terreno segnato dall'austerità e quindi dalla sospensione del patto di stabilità, il 3% del deficit, del rapporto deficit prodotto interno lordo ed altri parametri che bisognava rispettare, e si è deciso finalmente di passare a una fase espansiva per sostenere l'economia e soprattutto per dare risposte alla crisi sociale che appunto la crisi pandemica ha evidenziato in maniera assolutamente grave e pesante. C'è da dire una cosa per l'Italia, che non è che prima della crisi pandemica l'Italia rispetto agli altri paesi europei andassimo bene, perché comunque eravamo un paese, siamo un paese caratterizzato da bassa crescita, da poca occupazione e da scarsa e da bassa produttività. Ecco allora che, come dicevo, le istituzioni europee, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno deciso di adottare questo piano straordinario, si chiama Recovery Fund, però anche lì poi insomma complessivamente è di 750 miliardi che vengono distribuiti tra tutti i paesi europei. Di questi poi diremo, insomma già la slide proiettata lo evidenzia, una fetta consistente, oltre 190 miliardi, vengono assegnati all'Italia. C'è da dire una cosa. Ecco, qua vediamo praticamente le missioni, cioè dove dovrebbero essere destinati, sì, in percentuale, no? Sì, poi intervengo su questo. C'è da dire una cosa, che è in corso l'iter autorizzativo da parte delle istituzioni europee.
il Consiglio europeo, cioè quello dei capi di Stato, convocato a Bruxelles, mi sembra il 24 e 25 giugno, dovrebbe licenziare i piani che tutti i paesi europei hanno presentato. Per quello che ne sappiamo, il piano presentato dall'Italia, approvato dal Parlamento su proposta del Consiglio dei Ministri entro aprile e poi inviato appunto a Bruxelles, non presenta situazioni particolari di difficoltà o di scostamento rispetto a quelle che sono le indicazioni europee. Ci sono solo, sembra, qualche elemento di approfondimento, ma se, come tutto sembra, il Consiglio europeo per quanto riguarda il nostro Paese approva il piano presentato, già da luglio cominciano le prime erogazioni. Allora, prima di entrando nello specifico del piano non sono solo fondi e le missioni che ognuna è finanziata e poi diremo, ma ci sono anche un programma nutrito di riforme che vengono così definite riforme orizzontali. Tra queste la riforma della pubblica istruzione e la riforma della giustizia e la riforma del processo penale, dei procedimenti civili, insomma, quindi molto impegnative anche queste. Poi ci sono riforme di natura che vengono definite abilitanti, che riguardano la semplificazione e la razionalizzazione della legislazione e quella per la concorrenza, e poi ci sono ancora settoriali, ognuno per le 6 missioni, insomma. Ad esempio appunto la riforma della disabilità, la riforma per la non autosufficienza, e poi ci sono, oltre a quella del lavoro sommerso, e poi ci sono altre riforme ancora che vengono definite di accompagnamento, e tra queste c'è appunto la riforma fiscale e il potenziamento della rete di protezione sociale dei lavoratori. Quindi un piano che anche dal punto di vista dell'impegno che il Parlamento deve rispettare nel programma 2001-2026, queste forme devono essere fatte anche prima, molto nutrito, insomma, che impegna notevolmente. E qui c'è un primo punto di domanda riguarda l'eterogeneità di questa ecco, maggioranza. Io le chiedo quanto riguarda... chiedo solo questo, perché magari uno chi ci ascolta si fa anche delle aspettative o può restare rammaricato. È la condizione sine qua non per accedere a questi fondi che si facciano queste riforme, secondo quel che avete interpretato? Sono indispensabili, sono strettamente correlate, perché per esempio, vista la mole delle risorse a disposizione, che non sono poi solo, poi diremo, quelle europee, ma ci sono anche risorse proprie che come Paese ci mettiamo, per esempio, vista l'esperienza che abbiamo, siamo nelle condizioni noi di spendere tutta questa mole di investimenti che sono fondamentali. Qualcuno parla di un nuovo piano Marshall, insomma, forse siamo anche oltre. Teniamo presente che, insomma, sono a disposizione più di 300 miliardi di euro. Quando è stata fatta l'unificazione della Germania, la Germania ha speso 60 miliardi. Quindi, insomma, facciamo un po' anche i raffronti, insomma, siamo in presenza di una mole di investimenti che veramente può cambiare il corso della storia del nostro Paese, e quindi bisogna avere la capacità. Quindi la riforma della pubblica amministrazione, aumentare la concorrenza, la riforma della giustizia, la riforma nel senso dell'equità fiscale, sono tutte riforme che sono strettamente intrecciate con gli investimenti da fare, insomma. Quindi nel piano presentato a Bruxelles e che viene appunto controllato e verificato e poi approvato se del caso, ma come dicevo prima siamo fiduciosi,
sono contenuti, quindi devono essere fatte insomma, assolutamente queste riforme. No, mi vengono i brividi, dicevo, perché è chiaro. Capisco e è la preoccupazione poi che abbiamo. Da noi insomma. Teniamo presente che il piano, non so se hai avuto modo di vederlo, insomma è un malloppo di 300 pagine che andrebbero studiate pagina per pagina, insomma, perché è contenuta una mole di interventi e di obiettivi da raggiungere con ogni singola missione, che sono importanti, che sono rilevanti, e quindi ci vuole una grande coesione nel paese su cui poi magari diremo qualcosa, insomma, ecco. Assolutamente sì. Per quanto riguarda poi, se posso continuare, le singole missioni, il piano presentato dall'Italia presenta 6 missioni. Ecco, adesso possiamo rivedere la slide che avevamo proiettato prima, così le possiamo anche focalizzare, quella precedente, le possiamo focalizzare bene, questa qua è quella più nel dettaglio della digitalizzazione, eccole qua. Sì, c'è la prima missione che appunto va sotto il titolo di digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, che serve appunto, l'obiettivo è dare un impulso deciso al rilancio della competitività e della produttività del sistema paese, e sono a disposizione, sono stati presentati una richiesta di 40,32 miliardi di euro. Poi c'è la missione 2 che riguarda appunto quella che viene definita la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Abbiamo ben presente i cambiamenti climatici che sono in corso, la necessità di avere uno sviluppo ambientale sostenibile, e qui stiamo parlando di 59,47 miliardi di euro. C'è la missione 3, infrastrutture per una mobilità sostenibile, in particolare qui è quasi tutto dedicato alla rete ferroviaria ed è pari la missione 3 a 25,40 miliardi di euro. Poi ogni singola missione, dico per inciso, si suddivide in capitoli, insomma, e ogni capitolo ha il suo ammontare di spesa. Poi andiamo alla missione 4, ecco, anche qui un particolare, insomma, come elemento di conoscenza. Le indicazioni date da Bruxelles erano di 4 missioni. Il piano presentato dal governo italiano, su cui c'è stata anche la disponibilità di Bruxelles, ha suddiviso l'ultima missione, la missione 4, in 3 capitoli. Ecco perché in Italia ci sono 6 missioni. La quarta è la missione istruzione e ricerca, con una richiesta di 30,88 miliardi di euro. Questo è un capitolo molto rilevante, serve al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università, e in più per un investimento cospicuo sulla ricerca di base delle nostre aziende, ma anche delle università. La missione 5, coesione e inclusione, stiamo parlando di 19,81 miliardi di euro, e qui sono le riforme della disabilità e della non autosufficienza, per arrivare infine alla missione 6, la salute, quindi la sanità, il sociosanitario e tutto quello che questo sta a significare, pari a 15,63 miliardi, per un totale di 191,5 miliardi di euro. A queste risorse, che arrivano da Roma, in parte a fondo, diciamo così, come sovvenzioni a fondo perduto, in parte come prestito emesso dalla Commissione europea, dalle istituzioni europee, con un debito pubblico garantito, europeo garantito da tutti i paesi, e questa è una grande novità. Sì. Oltre ai 191 miliardi del piano ci sono, questo dato che appunto l'obiettivo è ambizioso, ci sono a disposizione altri 30,5 miliardi dal bilancio nazionale, quindi dalle risorse proprie nostre, 13 miliardi in parte sono già arrivati dal fondo
cosiddetto REACT, cioè reagire di emergenza, è un fondo europeo che già in parte è stato stanziato di 13 miliardi di euro per sostenere in modo particolare la disoccupazione al sud. E infine teniamo conto che ci sono poi a disposizione ancora 83 miliardi di euro dei fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027. Stiamo parlando complessivamente di oltre 300 miliardi di euro, insomma circa 320. Quindi una mole di investimenti straordinario, eccezionale, che ha come obiettivo superare in modo particolare, noi diciamo, le disuguaglianze in particolare di genere, perché le donne sono state quelle più colpite e quelle che stanno pagando il prezzo maggiore in questa situazione pandemica. Anche prima la situazione era pesante, l'Italia ha un basso tasso di occupazione femminile, bisogna assolutamente incrementarlo, quindi serve a superare le disuguaglianze di genere, territoriali, perché il Sud è quello che sta pagando in maniera ancora più pesante questa situazione che si è venuta a creare con la crisi. Il rischio vero è la desertificazione di quel territorio. Sì, non è che si possa produrre tutto in certe aree del paese. Il paese cresce se tutte le aree contribuiscono, e in più serve soprattutto a superare le disuguaglianze generazionali, perché i giovani stanno pagando un prezzo molto pesante in termini anche di qualità del lavoro, insomma. Quindi ecco l'obiettivo del piano, oltre a rilanciare il paese, l'Italia, insomma, che viveva da anni, come dicevo prima, con una bassa crescita, con basso tasso di occupazione e con poca competitività, insomma, ha fondamentalmente questi obiettivi, insomma, obiettivi che noi ovviamente come sindacato, come CGIL condividiamo, anche se, e poi diremo qualcosa in merito, insomma, qualche elementi di criticità noi nel piano li ravvisiamo. Assolutamente. Ecco, l'altra cosa, con l'analisi del contenuto della missione 1, poi entriamo nello specifico anche con Assunta, giusto? Quindi che le vediamo di preciso. Allora io direi a questo punto di andare in pubblicità, perché così dopo le sviluppiamo una dopo l'altra conseguenzialmente, visto che l'introduzione è stata bella polposa, ma soprattutto fonte di preoccupazione di non poco conto, perché tanti sono i soldi, tantissimi sono gli stanziamenti, però bisogna che il nostro Stato attui tutte queste riforme, e qui vedendo l'andazzo vengono un po' i brividi. Così domanda a freddo, ma secondo voi secondo lei rischiamo di perdere un bel po' di cose? No, sarebbe un dramma se riusciamo a perdere, rischiamo veramente di arretrare in maniera pesante. Cioè, bisogna che assolutamente quindi è una sfida per tutti, in particolar modo. A me non piace usare questi noi e voi, ma soprattutto per la classe politica è una sfida assolutamente rilevante. Ci vuole una forte coesione, cosa che questo mi preoccupa molto, al di là poi del governo di Draghi, che nessuno contesta o mette in discussione le capacità e le competenze. Ecco, una cosa da dire è che il piano presentato a Bruxelles, dopo che è stato approvato dal Parlamento, non si discosta di molto da quello su cui aveva lavorato il precedente governo. Un capitolo che è stato inserito, e questo è un elemento di diversità che va sottolineato, riguarda proprio il capitolo, diciamo, della scuola e dell'istruzione. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.